I deputati Piero Fassino e Rachele Scarpa, gli ex parlamentari Laura Puppato, Andrea Ferrazzi, Nicola Pellicani, Roger De Menec, il consigliere regionale Andrea Zanoni, ma anche l'ex sindaco Giovanni Manildo, tornato a presenziare a un appuntamento politico. In tanti ad ascoltare e appoggiare la candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Le aspettative sono quelle di posizioni forti e messaggi decisi anche per riconquistare quei pezzi di elettorato che pian piano abbiamo perso, dai giovani ai lavoratori, alle donne. Mi pare che Bonaccini sia il candidato che si presenta come il più solido per guidare il partito in una fase così delicata e difficile come quella di oggi. Io lo sostengo con convinzione. Ovviamente l'autonomia è una cosa che va concordata con tutti gli attori in campo, quindi con le regioni e soprattutto tenendo conto delle grandi disuguaglianze che attraversano il Paese. Senza i livelli essenziali delle prestazioni non possiamo immaginare un'autonomia differenziata che sia equa, ma è un ragionamento che si può aprire tranquillamente anche all'interno della discussione del Partito Democratico. Bonaccini che potrebbe favorire il campo largo con Terzo Polo e 5 Stelle, ma su un'alleanza con il partito di Conte, Fassino è perplesso. Viene sempre chiesto al PD se intende allearsi con 5 Stelle, ma io rovescio la domanda, ma 5 Stelle intende allearsi con qualcuno? Immancabili il segretario provinciale Giovanni Zorzi, quello comunale Giovanni Tonella, il capogruppo Dema i 300 Stefano Pelloni, mentre chi si aspettava che arrivasse anche Giorgio Denardi, candidato sindaco del centro-sinistra, è rimasto deluso. Stefano Bonaccini sta amministrando l'Emilia-Romagna con grande pragmatismo e concretezza, portando grandi risultati e soprattutto una capacità di parlare alle persone, di andare a intercettare quelli che sono i bisogni delle comunità. Io credo che con questi punti di forza noi possiamo senz'altro avere la possibilità di fare la nostra parte anche in un territorio difficile storicamente per noi come Treviso e la Marca trevigiana.